È la terza prova del trofeo metropolitano, un challenge che va ad interessare le province di Firenze, Prato e Pistoia, organizzata con il patrocinio della Lega Ciclismo WISP. Gentili telespettatori, ci troviamo a Rufina, in provincia di Firenze, per quella che vi dicevo essere la terza prova di questa challenge nata in questa stagione. La prova è valida come 15° Memorial Marino Cecchini, 8° Memorial Sauro Spazzoli e 1° Memorial Mario Sarti. Una organizzazione affidata al gruppo ciclistico MTB di Rufina che allestisce questa gara, una gara che vedrà via un centinaio di atleti che andrà a svolgersi sul percorso con la partenza da Rufina, quindi San Francesco, Carbonile, Leccio, Ciliegi, Matassino, Vaggio, quindi Cascia, Montanino, Ciliegi, Leccio, San Clemente, Carbonile e quindi attraverso San Francesco il ritorno a Rufina per la conclusione dopo 70 km. Le operazioni preliminari e le premiazioni al termine della prova si sono svolte presso l'albergo ristorante Dammarino, dove è avvenuto, diciamo, il quartier tappa della manifestazione. Un centinaio coloro che hanno preso il via, quindi una buona riuscita per quanto riguarda questa terza tappa, una terza tappa che è sicuramente quella più adatta agli atleti con caratteristiche da scalatori o comunque atleti che hanno ottime doti in salita. Vi ricordo tra l'altro a fianco dell'organizzazione alcuni dei partner che sono a fianco dell'organizzazione, oltre ovviamente al comune di Rufina. Ricordiamo, mentre stiamo muovendo verso il via ufficiale, la AER, Ambiente Energie e Risorse, la PM Service SRL, l'azienda agricola Il Prato, le autoricambi Rufina, il bar Il Galletto, Arredamenti Bigozzi, il BR Trapuntificio, Ceramiche Buoninsegni e MP Assistenza Caldaie. Ci stiamo quindi muovendo verso il via con la carovana già in movimento. Intanto transitiamo davanti a Bigozzi Arredamenti, uno degli sponsor a fianco dell'organizzazione, e stiamo per iniziare questa nostra sintesi che ci porterà verso il traguardo di Rufina, posto dopo 70 km. Infatti saranno 70 km in totale per questa tappa, un impegno notevole perché i continui saliscendi del percorso andranno sicuramente a creare una notevole selezione in testa alla corsa, e noi per il momento stiamo affrontando ancora il tratto di trasferimento. Il via sarà volante per quanto riguarda questa manifestazione. Dicevamo una corsa sostanzialmente in linea, una corsa che intanto siamo a Grati Vino, un altro dei partner a fianco dell'organizzazione, e siamo ormai in vista del via ufficiale, tra non molto via volante per quanto riguarda la corsa, che quindi parte in questo istante direzione sud, direzione verso San Francesco Pontassieve. Per questa prima fase, ecco, è il momento in cui viene dato il via alla manifestazione e quindi iniziano i 70 km di corsa. 70 km, vi dicevo, con continui saliscendi, senza un vero e proprio tratto di pianura, senza anche, questo va sottolineato, grandi salite, ma che possono sicuramente andare a selezionare il gruppo dei partecipanti. Lasciamo sfilare gli atleti al via. Ovviamente sono impegnate le categorie A1, A2, A3, A4, A5 e A6, categorie per quanto riguarda lo sport WISP, e la prova è valida come campionato, come seconda prova campionato amatori Firenze. Quindi tanta carne al fuoco quest'oggi in questa manifestazione. Intanto chilometro 11 di gara, abbiamo superato la località di San Francesco, stiamo sostanzialmente al bivio che continua in direzione sud, e abbiamo una prima azione al comando. Vedete alcuni atleti della Lenzi Bike adesso in testa, è un gruppo abbastanza numeroso. Si tratta del dorsale numero 118 Bernardo Pivano della Lenzi Bike, con lui il dorsale 103 Matteo Scardi della CA Montemurlo, il dorsale numero 143 Antonio Cossu della Agliana Ciclismo, il dorsale numero 172 si tratta invece di Alessandro Nannetti del
Team Bike Ballero. Il numero 162 invece è l'atleta dell'Aliana Ciclismo Nico Sabatini, con il numero 145 Felice Rizzo della Tricycle, con il numero 176 Emanuele Ristori della Ciclisti di Grassina. Questi gli uomini al comando, per loro un vantaggio abbiamo detto minimo, infatti stanno rientrando anche altri atleti nei confronti della testa della corsa, perché praticamente la gara è appena iniziata e ovviamente si cerca subito di fare la selezione, però per il momento il vantaggio è minimo nei confronti di un primo drappello inseguitore che sta rientrando nella testa della corsa. Gruppo però comunque vada abbastanza vicino a questi uomini. Lasciamo sfilare adesso gli atleti che stanno rientrando sulla testa della corsa, quindi si va ad infoltire notevolmente il drappello degli uomini al comando. Più indietro altri atleti, vediamo il grosso del gruppo che insegue con un ritardo di appena 20 secondi dalla testa della corsa, quindi ancora una situazione particolarmente fluida quando siamo comunque nelle prime battute di corsa. Abbiamo percorso poco più di 12 km, una situazione che vede al comando un drappello forte di circa 20 unità, poco più indietro, a meno di 20 secondi, il grosso del gruppo, che però, come vedete da queste immagini, è lanciato alla caccia degli uomini al comando. Infatti il plotone viaggia in lunghissima fila indiana. Questo testimonia un'andatura particolarmente sostenuta da parte del gruppo. Infatti questo è il momento, come vedete bene, in cui il gruppo sostanzialmente torna compatto. Noi a questo punto vi facciamo vedere proprio il momento dell'aggancio da parte del gruppo nei confronti della testa della corsa, raggiunti quindi i battistrada dopo che erano prima partiti in 7, poi altri atleti erano rientrati su di loro. Adesso il gruppo è tornato compatto, stiamo ancora procedendo lungo il fiume Arno in direzione sud. Chilometro 18 di gara, ancora un'azione che vede alcuni uomini al comando, ma come percepite bene da queste immagini il gruppo è davvero a poche decine di metri alle spalle di questi atleti. Facciamo una rapida panoramica su coloro che si trovano al comando. Si tratta del dorsale di gara numero 113 Marco Garzi, che veste i colori della CA Montemurlo, del dorsale di gara numero 178 Andrea Mengoni della 3 Start Racing Team. Il dorsale di gara numero 156 invece si tratta dorsale di gara numero 56, dicevamo, per Andrea Panconi della Toscana Dynamo Pistoia. Il dorsale numero 171 Giovanni Busdraghi del Team Bike Ballaro, il dorsale 149 Luca Rocchi della Tricycle. Il gruppo è comunque vicinissimo, quando adesso in un tratto in leggera salita il plotone cerca di dare la caccia agli uomini al comando, andatura comunque molto sostenuta. Stiamo salendo verso quella che è la salita conosciuta come il Castello di Incisa, una salita che misura circa un paio di chilometri, poco più. Eccoci qua proprio al momento in cui passiamo al Castello di Incisa, con il gruppo che sostanzialmente è tornato compatto, quindi plotone compatto in questo frangente, con alcuni atleti sulla testa della corsa che stanno provando a vivacizzare la corsa in questo momento. Andatura molto sostenuta comunque sin dalle prime battute di gara in questa terza tappa del trofeo metropolitano Firenze, Prato e Pistoia. Le prime due tappe si sono già svolte, la prima si è svolta a Sesto Fiorentino, la seconda invece si è svolta in provincia di Pistoia. Questa è la terza, ce ne saranno altre tre, a testimonianza di come sia viva la passione per il ciclismo in queste terre. Firenze, Prato e Pistoia, tre province sicuramente molto ciclistiche sotto questo punto di vista, con tanti ciclisti amatori che praticano questo sport. Siamo ormai in vista dello scollinamento al Castello di Incisa, con il plotone che sostanzialmente viaggia compatto. Alcuni atleti provano ad allungare. Abbiamo percorso circa 30 km di gara. Vediamo bene da queste immagini come il gruppo adesso si stia leggermente sfaldando in testa. Vedete come adesso alcuni atleti stiano avanzando, ci sono tre uomini al comando. Il vantaggio comunque nei confronti del gruppo è minimo, appena 20 metri, è una piccola selezione che si è fatta in salita. Andatura comunque molto sostenuta, perché vedete come anche nelle retrovie il gruppo si sia
frammentato, a testimonianza di come gli atleti stiano affrontando la salita verso il Castello d'Incisa con un ritmo molto elevato, e questo sta portando altri atleti a perdere contatto dalla testa della corsa. Siamo al termine della discesa, c'è una coppia al comando, si tratta del dorsale numero 118, vale a dire Bernardo Pivano del team Lenzi Bike, e con lui il dorsale numero 123, vale a dire Massimo Pirrera della Bici Sport Team Firenze. Due uomini al comando, quindi con le immagini stiamo seguendo questa fase di corsa, due uomini che guidano questa manifestazione, vi ricordo, valida come terza prova del trofeo metropolitano, valida come 15° Memorial Marino Cecchini, 8° Memorial Sauro Spazzoli, primo Memorial Mario Sarti. Attenzione, andatura velocissima adesso in testa alla corsa con questa coppia che sta davvero imprimendo un ritmo interessante sulla testa della corsa. Vi ricordo ancora una volta l'organizzazione a cura del gruppo ciclistico MTB di Rufina. Alle spalle di questi due atleti abbiamo un primo drappello inseguitore forte di 5 unità. Andiamo a vedere di chi si tratta, perché adesso diventa davvero importante andare a controllare coloro che si trovano al comando. Si tratta del dorsale numero 172 Alessandro Nannetti del team Bike Ballaro, del dorsale numero 145 vale a dire Felice Rizzo della Tricycle, con loro il numero 103 Matteo Scali della CA Montemurlo, il numero 131 si tratta invece di Enrico Burchetti della BBM Baldo Stefani, ed il 176 chiude quindi la composizione di questo drappello, e si tratta del corridore della Ciclisti Grassina, vale a dire Emanuele Ristori. Questi i 5 uomini che inseguono la coppia al comando, andatura velocissima da parte di questi atleti, e infatti in questo istante viene il ricongiungimento. Sono quindi in 7 gli uomini che guidano la corsa, una composizione anche molto interessante. Dietro, come vedete bene da queste immagini, non c'è una grande organizzazione da parte del gruppo, fatto sta che ci sono numerosi scatti, numerosi atleti che provano ad evadere dal plotone, ma il gruppo, come avete visto nelle immagini precedenti, occupava l'intera sede stradale. Questo a testimonianza che l'andatura era calata considerevolmente prima dello scatto di questi due atleti, che comunque finché si va a scatti, finché si procede con accelerazioni e poi successivi rallentamenti come in questa fase, è difficile davvero tentare di ricucire lo strappo nei confronti dei 7 uomini al comando, che sono comunque atleti di primo piano nel ciclismo amatoriale della Toscana, e quindi sicuramente hanno tutte le carte in regola per ben figurare in questa terza tappa del trofeo metropolitano Firenze, Prato e Pistoia, le province coinvolte da questa challenge allestita dalla Lega Ciclismo WISP. Continua l'azione molto forte anche comunque di coloro che vogliono provare a cambiare le sorti della gara, quindi a cercare di ricucire lo strappo nei confronti della testa della corsa. Adesso superata la località di Montanino, procediamo ancora in direzione nord. Noi ritroviamo ancora la fuga, ritroviamo ancora i 7 uomini al comando in questa fase. Località la Ciliegia, lasciamo sfilare la testa della corsa, che per il momento sta continuando a guadagnare nei confronti del gruppo, e adesso il vantaggio infatti è di 1 minuto primo sul gruppo, che viaggia compatto alle spalle degli uomini al comando. Ed ecco il plotone far capolino nel verde della campagna toscana. Eccolo il gruppo, come vedete, compatto. Adesso comunque c'è organizzazione in testa al gruppo. Certo, ci avviciniamo verso il traguardo, quindi diventa sempre più importante tentare di ricucire lo strappo nei confronti della fuga, che, come vi dicevo, ha assunto una proporzione a questo punto davvero interessante, perché siamo al chilometro 45 di gara, quindi ne mancano circa 25 alla conclusione, e la fuga circa 1 minuto primo di vantaggio nei confronti del gruppo. Noi ritroviamo ancora una volta la fuga, questa volta al chilometro 55 di gara. Poco è cambiato, infatti sono ancora gli uomini al comando che conoscevamo in precedenza, e questa volta il vantaggio nei confronti di una prima parte del gruppo è di 1 primo e 10, quindi sostanzialmente invariata la situazione.
Vi ricordo la composizione degli uomini al comando: Matteo Scali della CA Montemurlo, Emanuele Ristori della Ciclisti Grassina, Alessandro Nannetti del Team Bike Ballero, Enrico Burchietti della BBM Baldo Stefan, Massimo Pirrera della BC Sport Team di Firenze, Felice Rizzo della Tricycle e Bernardo Pivano della Lenzi Bike. Siamo alla bivio che porta, si svolta in questo caso a destra verso il passo della Consuma. Noi procediamo in direzione Pontassieve, quindi San Francesco, per poi la conclusione a Rufina. Siamo davvero nelle battute conclusive della corsa, un primo e 10. Ci sentiamo di poter dire a questo punto che la lotta per il successo sarà un affare tra gli uomini che vedete adesso inquadrati e che noi lasciamo transitare di fronte alla nostra telecamera prima di fare il punto della situazione su come si sta svolgendo la prova alle spalle, dove c'è un atleta che per il momento sta inseguendo solitario, per lui 1,10. Si tratta di Luca Rocchi della Tricycle, mentre il gruppo è segnalato ad un primo e 20, quindi poco dietro all'atleta che vedete adesso inquadrato. Infatti lo si percepisce il gruppo in fondo a questo lungo rettilineo. Siamo praticamente in località a San Francesco con Rocchi che insegue ad un primo e 10 dalla testa della corsa. Il gruppo comunque è vicino al più immediato inseguitore e verosimilmente però il gruppo lotterà per le posizioni di rincalzo, perché la testa della corsa ormai, con i 7 uomini al comando, ha un vantaggio davvero incolmabile per coloro che vedete adesso inquadrati, che compongono il grosso del gruppo, che comunque ha provato in varie occasioni a ricucire lo strappo davanti. Hanno davvero pedalato molto forte, quindi per il gruppo niente da fare, si giocherà le posizioni di rincalzo, ovviamente anche le varie posizioni nelle categorie in cui non sono presenti atleti nella fuga. Noi ritroviamo ancora gli uomini al comando che ormai sono in vista del traguardo, andatura velocissima, comunque si continua a pedalare in doppia fila, lo si percepisce anche da queste immagini. Siamo ormai in vista dei 4 km conclusivi. Noi ci porteremo poi con la nostra moto ripresa sul traguardo per seguire l'epilogo verosimilmente allo sprint tra gli uomini che vedete adesso inquadrati. Sarà una conclusione comunque molto esaltante questo finale, perché davanti sono tutti atleti di primo livello per quanto riguarda il ciclismo amatoriale, quindi ovviamente si lotta con grande agonismo in testa per questa terza prova del trofeo metropolitano Firenze Prato Pistoia. Siamo ormai in vista della conclusione, andatura molto sostenuta in testa. Vedete comunque come nessuno stia provando ad allungare. Eventualmente evidentemente tutti si sentono sicuri in caso di un arrivo allo sprint, perché in questo caso coloro che non si sentono pronti per la volata dovrebbero perlomeno provare ad anticipare gli avversari. Invece, come vedete, tutti stanno tirando e tutti a questo punto si auspicano un arrivo allo sprint. Ovviamente c'è anche una considerazione sulle categorie: sono presenti atleti delle categorie A1, A2, A3 ed A4. 2 soli atleti, uno per la 4, vale a dire Burchietti, e uno della 3, vale a dire Nannetti, che quindi hanno già vinto nelle rispettive categorie, mentre per quanto riguarda la A2 è presente solo Ristori. Nella 1 invece sono presenti più atleti e quindi sarà sicuramente questa categoria la più vivace. Per quanto riguarda il finale, 2 km alla conclusione, siamo ormai in vista del traguardo, quindi il drappello al comando si sta lanciando verso il finale di corsa, tutto è pronto per l'epilogo. Inizia quindi anche la fase di studio tra gli uomini al comando, quando siamo nelle battute conclusive, 1700 metri alla conclusione di questa prova, che vi ricordo è terza tappa del trofeo metropolitano Firenze Prato Pistoia, seconda prova campionato amatori Firenze. Ci ritroviamo a Rufina, al confine tra la Val di Sieve ed il Mugello. Lanciata la lunga pedalata verso il finale di corsa, tutto è pronto per l'epilogo, quindi ci stiamo per spostare con la nostra moto sul traguardo per seguire le fasi conclusive di questa prova con la telecamera fissa e seguire quindi la volata, che a questo punto vi dicevo è davvero imminente. Tutto è pronto per la conclusione, come vedete tutti
tutti gli striscioni e quindi tutte le transenne sono state predisposte da parte dell'organizzazione. Lanciato lo sprint con Bernardo Pivano che va a vincere davanti a Felice Rizzo, Massimo Pirrera, Enrico Burchetti, Alessandro Nannelli ed Emanuele Ristori. Settimo è Matteo Scali. Arriva anche la volata del gruppo, noi ne approfittiamo per fare un punto della situazione sulle classifiche. Categoria A1 con Pivano davanti a Rizzo e Pirrera, categoria 2 con Ristori davanti a Panconi e quindi Aldaloro, categoria A3 con Nannetti davanti a Melio e Ferrari, categoria A4 con Burchetti davanti a Casagrande e Menchi, categoria A5 che invece ha visto il successo di Ruscillo davanti a Lapi e Sottili, categoria A6 con la vittoria di Luigi Daddi davanti ad Adriano Gastanini. Questo è quindi l'epilogo della corsa. Per quanto riguarda l'assoluto, vi ho già ricordato il successo di Bernardo Pivano che ha colto la vittoria davanti a Felice Rizzo e Massimo Pirrera in terza posizione. Andiamo ad ascoltare le interviste del dopocorsa. Stefano Decati, presidente della MTB Rufina, tappa del Giro interprovinciale, campionato provinciale WISP, un bell'impegno, un percorso bello che ha suscitato anche nei tanti partecipanti una gran bella soddisfazione, una ottima riuscita. Questa volta perlomeno il tempo ci ha assistito perché alla Rufina pioveva sempre, visto il percorso di stavolta è stato molto più bello delle altre volte, giustamente va bene anche soddisfazione e dai grossi impegni che abbiamo messo per poterlo fare perché ci porta via parecchio tempo e gestione della cosa. I corridori sono rimasti soddisfatti, un numero in più di corridori poteva essere buono, comunque siamo contenti lo stesso, è già tanto la manifestazione, è la 15ª manifestazione che facciamo, pertanto vediamo un attimino di poterla portare più avanti possibile e di poter fare sempre di nostro meglio. Il percorso era stupendo, bellissimo, sono rimasti contenti e speriamo un grazie a tutti, primo l'amministrazione comunale, ristorante Marino che ci ha ospitato e poi a tutti i miei collaboratori perché senza di loro non posso fare niente, grazie. Franco Tanini, ormai lo possiamo dire, organizzazione alle spalle, una buona riuscita, direi che ci sono tutte le condizioni per essere soddisfatti. Sicuramente, è stata anche parlando con i partecipanti una gara veramente ben riuscita, il percorso è piaciuto, la giornata naturalmente è stata stupenda perché una giornata come oggi penso era da tanto tempo e non si trovava e sinceramente questo nonostante lo sforzo che abbiamo profuso per organizzarla ci riempie effettivamente di gioia perché quando vedi le persone che arrivano e sono contente della gara e del percorso per noi penso sia il massimo.